Sindaco Truzzu, allora purtroppo abbiamo in questi giorni assistito a fatti di cronaca che ci hanno abbastanza turbati. Cagliari è una città sicura? Come tutte le grandi città, ha elementi che possono far credere che non ci siano le condizioni di sicurezza, ma è assolutamente una città sicura. Poi questo non significa che non ci sono rischi, i rischi ci sono, del resto fanno parte della vita di ognuno di noi, e significa anche che c'è tanto lavoro da fare, tanto lavoro che stiamo facendo e tanto da fare per migliorare la sicurezza complessiva della città. Sono in programma una serie di interventi per attraversamenti pedonali sopraelevati. Sì, avevamo già iniziato con una serie di interventi, ne abbiamo fatto più di una decina, sono stati anche rallentati da alcuni esposti a alcune denunce, però stiamo andando avanti e continueremo a farlo. Ha preso in mano anche la questione della sicurezza dei giovani alla Marina. Ho preso in mano la questione di un fenomeno che riguarda ovviamente il divertimento e la movida ormai nei centri storici di tutte le città, sul quale serve un intervento da un lato, ovviamente con una maggiore presenza delle forze dell'ordine, dall'altro un intervento anche nei confronti insieme alle famiglie, perché quello che si nota è una grande assenza dal punto di vista educativo.